atipico perché vedi, Ti sta ascoltando Arrigo, guarda, ma vai pure perché io penso che i tuoi complimenti è un caso atipico perché lui riesce, è camaleontico, riesce a cambiare la squadra in tanti modi diversi. Non so, stasera io mi aspettavo che lui facesse una partita così, cercando di far uscire la squadra avversaria per poi ripartire in velocità e togliere spazio a Robben, in modo con i raddoppi. Quando è andato a Londra nessuno si aspettava che facesse una partita totalmente... quindi guarda, è un allenatore unico, per me è un allenatore unico. Ti ha ascoltato Antonio, se mi permetti, mi sembra che Arrigo ha vinto Arrigo ha vinto 2 Coppe Campioni, Mourinho ha vinto 2 Coppe Campioni, mi sembra un complimento doveroso da parte di Arrigo a José Mourinho, che immagino apprezzerà, vero José? Apprezzo. Scusa? I complimenti di Arrigo Sacchi le seguono. No, è troppo, mister, è troppo. No, noi siamo nella storia, quelli che abbiamo vinto, le cose importanti siamo nella storia, però è troppo, mister, è troppo. Lei è bravissimo perché ha vinto quello che ha vinto, perché è arrivato al finale di Coppa del Mondo, perché è arrivato con un stile di calcio che in quel momento là era unico e ha fatto tante cose. Io non mi piace, io semplicemente voglio dire che mi sento un allenatore con capacità, che mi sento un allenatore che sta nel suo habitat naturale in questo tipo di situazione che per qualcuno è molto difficile, mi sento molto bene. Per questa ragione mi sembra che le mie squadre sono squadre che arrivano a questi momenti con gioia di giocare, con piacere di giocare, con grandissima autofiducia. E voglio andare così fino all'ultimo giorno con questo tipo di ambizione, con questo tipo di mentalità. Piace a tanti, non piace a tanti altri, però io sono così, vado così. Hai salutato? Scusa? Hai salutato il pubblico? Sì, ovviamente sì, l'ho fatto a Roma, l'ho fatto a Siena. Non era un saluto definitivo? No, anche se io vado via non c'è mai un saluto definitivo, perché io ho vissuto quest'anno a Stamford Bridge dei giorni più belli, non perché ho vinto, però per arrivare a casa mia. Il giorno prima della partita mi hanno messo dentro di un club nello spogliatoio, negli uffici, nell'ufficio del presidente. Sono andato là, sembrava che era allenatore del Chelsea, non era già. L'Inter sarà sempre casa mia, se vado, se non vado, l'Inter sarà sempre casa mia. Un giorno tornerò a San Siro per giocare con l'Inter e sicuramente mi sentirò a casa, però vedremo quello che succede. Però sto più per cambiare di vita, sto più per cercare una nuova sfida, senza ringraziare il calcio italiano che ha avuto delle cose negative per me, però posso dire che oggi sono un allenatore meglio preparato a tutti i livelli dopo 2 anni di calcio italiano. Il calcio italiano ti ha formato, lasci una bella gatta da pelare perché il tuo erede dovrà confrontarsi con 2 stagioni magnifiche, l'ultima addirittura storica, a fare la tripletta, non c'era riuscito nessuno. No, il mio erede, se arriva il mio erede giocherà da bonus Supercoppa d'Italia, Supercoppa d'Europa, Intercontinentale. Vede bene quello che lo lascio io. Fantastico, no? Come lei prenderà la Supercoppa, no? La cosa che più ti è piaciuta questa sera? La cosa che mi più è piaciuta è che la mia squadra è stata squadra. Io ho detto prima di uscire dall'albergo, siamo arrivati qua giocando come squadra, usciremo di qua giocando come squadra. La mia squadra è stata uguale a se stessa. Una squadra che gioca come squadra, dove da Giulio Cesar a Orlandoni che non ha giocato un secondo, sono tutti grandissimi campioni di una famiglia che è una famiglia fantastica. Volevo chiedere a Mourinho questa cosa che è uscita giovedì, praticamente tutti auspicano che tu possa portare Milito al Real Madrid. No, non ho pensato in niente. Però te lo porteresti, diciamo così? No, porterebbe tutti, porterebbe il cuoco che è fantastico, il magazziniere, porterebbe tutti con me, però non succederà sicuramente questo. Il Milito è patrimonio dell'Inter, è patrimonio della storia interista. Scusi Presidente, però contratto nuovo per Milito.
3 volte più di quello che lui guadagna. Vabbè. Per vita, il dito per vita nell'Inter. Arrivo che guadagnerai meno a Real Madrid. Chi? Tu. Non lo so, però si cambia non è per soldi. Ho un grandissimo contratto nell'Inter, non è sicuramente soldi che mi fa camminare adesso. Studio. Sì, no, Enrico aveva un'altra domanda. Cos'è? Dunque, con dispiacere tu ci lasci e ci lasci più poveri, sicuramente. Tu però lasci con un record. Nessuno mai era riuscito in 55 anni che c'è la Coppa dei Campioni, la Coppa Italia e il campionato a vincere le 3 competizioni. Stasera la partita è andata come tu volevi? Tatticamente l'avevi pensata in questo modo? Sì, non mi è piaciuti i primi 10 minuti perché mi sembra che abbiamo giocato troppo bene. E perché stavamo giocando troppo bene, la squadra si è sbilanciata un po', gli ha dato al Bayern qualche piccola possibilità di contropiede che non voleva Bayern a giocare in contropiede. Dopo la squadra si è equilibrato tantissimo, la situazione di Chievo era una situazione che io pensavo sicuramente essere molto difficile per Chievo, giocare tutta la partita contro Robben a quella intensità, a quel ritmo e principalmente senza cartellini gialli. L'entrata di Decky era una cosa che stava programmata. Dopo, se il risultato è 1-0, io cambio Pandev per Balotelli perché c'è la possibilità di arrivare a extra time e volevo avere giocatori che potevano decidere la partita. Dopo con il 2-0 e con Mario Gomez e Klose a giocare dentro insieme centravanti, anche questa situazione stava già preparata, è andato tutto moltissimo bene. E dopo piccoli grandi dettagli, che è la gran parata di Giulio Cesar, che veramente nel primo minuto del secondo tempo è una parata che può valere una partita. Dobbiamo lasciarlo andare, va bene. facci reclamo. Ciao, cos'è? Complimenti. Complimenti Mourinho.